Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Si è costituito l'autore materiale dell'incendio appiccato a 2 esercizi commerciali di Cosenza e i carabinieri ha detto l'ho fatto per 200 euro. Il commissario di Calabria Verde all'indomani dell'approvazione del bilancio in Consiglio regionale esprime amarezza per le polemiche che hanno accompagnato l'importante passaggio amministrativo. Continua l'opera di contrasto alla coltivazione di cannabis dei carabinieri nell'area del Vibonese, scoperte altre 2000 piante. Morta sul nascere la proposta di costituzione di un'unica autorità portuale con la città di Milazzo, avanzata dal ministro Del Rio. Per il nuovo governo è una boutade. Ultimo allenamento in città per la squadra di Piero Braglia, che questo pomeriggio si è trasferita a San Giovanni in Fiore per il ritiro precampionato. Buonasera dalla redazione TG10, dunque la cronaca in apertura di questa edizione del nostro telegiornale. Si è costituito l'autore materiale dell'incendio appiccato a 2 esercizi commerciali a Cosenza. I carabinieri avrebbe detto l'ho fatto per 200 euro, sentiamo. Per 200 euro incendiò 2 attività commerciali e rimase ustionato. Alle prime luci dell'alba di oggi è stato arrestato e posto ai domiciliari l'esecutore materiale dei 2 incendi avvenuti a Cosenza nella notte tra il 18 e il 19 maggio scorsi. Si tratta di un 29enne, Norberto Abritta, che per compiere i 2 attentati sarebbe stato pagato dal titolare dei 2 esercizi commerciali, il 62enne Gianfranco Parise, già arrestato lo scorso 14 giugno. Queste le immagini della deflagrazione che ha distrutto il Bilotti Caffè. Un'esplosione che catapultò a 15 metri lo stesso esecutore materiale. Eccolo mentre corre con il giubbotto in fiamme. Dopo quell'episodio riportò delle gravi ferite. L'articolata attività investigativa dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Cosenza diretta da Mario Spagnolo, ha consentito di individuare l'identità dell'esecutore. Gli inquirenti hanno accertato che il mandante dei 2 incendi, che avrebbe architettato il piano per incassare i soldi dell'assicurazione, avrebbe consegnato al 29enne le chiavi per aprire la sala cinesca del Bilotti Caffè, chiavi che l'esecutore lasciò inserite nella serratura. Dal giorno degli incendi il giovane si era poi allontanato dalla propria abitazione e non si era più presentato al lavoro. Si era nascosto a casa di un conoscente per curare le ustioni plurime riportate nell'esplosione. Alla fine però la pressione investigativa e i sensi di colpa provati hanno spinto Abritta a presentarsi spontaneamente presso la compagnia carabinieri di Cosenza. Agli inquirenti ha mostrato le cicatrici derivanti dalle ustioni e ha confessato di essere stato lui ad appiccare i 2 incendi. Adesso è accusato di incendio doloso e danneggiamento fraudolento di beni assicurati. Il commissario di Calabria Verde, Aloisio Mariggiò, all'indomani dell'approvazione del bilancio in Consiglio regionale esprime amarezza per le polemiche che hanno accompagnato l'importante passaggio amministrativo. Sentiamo. Dopo l'approvazione in Consiglio regionale del bilancio di previsione di Calabria Verde, Aloisio Mariggiò, ex generale dei Carabinieri chiamato a risollevare l'agenzia dopo gli scandali giudiziari, non nasconde la sua amarezza per le polemiche sorte in aula. Il documento si è trasformato improvvisamente in un atto di disputa politica. La cosa non va bene, non va assolutamente bene. Io rappresento persone che lavorano, persone che meritano rispetto. Il passato è passato, tanta gente ha sbagliato, adesso bisogna cambiare registro, ci devono assolutamente aiutare. Io accetto tutto, accetto censure di qualsiasi genere, dirette anche, però non accetto che vengano in qualche modo sindacati alcuni atti particolari che rappresentano poi dopo l'essenza della vita di questa azienda. Il commissario Mariggiò racconta il suo impegno nella forestazione e annuncia una relazione in Consiglio ad ottobre. Ho colto anche il disagio di alcuni consiglieri che non conoscono alcune vicende di Calabria Verde. Ne ho parlato col Presidente, abbiamo il dovere di rappresentare quanto prima in sede di Consiglio regionale, direttamente o indirettamente, quello che è successo all'interno di Calabria Verde, anche per dove possibile, già l'ho detto, sulle vicende giudiziarie. Adesso Mariggiò guarda al futuro in maniera positiva, ha detto prima Calabria Verde era un ente privo di organizzazione. È difficile. Continuano ad aggredirci, andiamo avanti, io non parlo della magistratura assolutamente, anzi le inchieste giudiziarie ci hanno aiutato tanto, ci hanno costretto a tirar fuori alcuni problemi,
portare a conoscenza della gente alcune problematiche che per anni sono state sottaciute. Oggi io mi trovo ad affrontare anche i problemi di Afor, che ha una situazione debitoria spaventosa. Sto cercando in qualche modo di bloccare le iniziative legali portate avanti da alcuni privati e anche dallo stesso Ufficio delle Entrate. Sto lavorando. Ecco, io vorrei che in qualche modo qualcuno desse conto di quello che stiamo facendo. Poi un passaggio sul personale. Basta, il personale va lasciato stare, il personale non è zavorra della Regione, il personale è parte attiva della Regione, ci vuole tanto, ci vorrà tanto, però noi stiamo lavorando per far sì che questo personale in qualche modo trovi di nuovo la giusta motivazione. Equilibri instabili nella maggioranza in Consiglio regionale, Giuseppe Neri, Antonio Scalzo e Franco Sergio annunciano la nascita del gruppo Moderati per la Calabria, rivendicando un metodo di lavoro fondato, dicono, sulla condivisione delle scelte. Questo è il momento della concretezza, dicono i consiglieri regionali Giuseppe Neri, Antonio Scalzo e Franco Sergio, che annunciano la nascita del gruppo Moderati per la Calabria, rivendicando innanzitutto un metodo di lavoro fondato sulla condivisione delle scelte, sulla collegialità e sul confronto politico e democratico, un metodo che, afferma Franco Sergio, ospite dei nostri studi, sarebbe stato disatteso nonostante i tentativi di cambiamento di rotta. Abbiamo deciso di costituire un gruppo dei Moderati per la Calabria per creare una voce critica all'interno di questa maggioranza, per cercare di dare un'accelerazione, un cambio di passo, se vogliamo ancora recuperare questo scorcio di legislatura che ormai volge ad una fase ultimativa. Quindi vi è la necessità di cambiare passo, di accelerare nel dare le risposte alle tante attese dei cittadini. La nostra non è sicuramente un'operazione di potere, noi siamo stati fuori da tutti i gangli del potere per tutti questi anni, per l'intera legislatura, quindi non abbiamo nulla da rimproverarci e nulla da pretendere, nulla da chiedere. Noi vogliamo il bene della Calabria. Il bene della Calabria significa che noi dobbiamo cercare di recuperare il tempo perduto, questi anni che abbiamo rincorso la soluzione di tanti problemi e ancora stanno lì al palo e non riusciamo a far percepire alla gente una gestione oculata. Noi dal 23 marzo, allorquando subito dopo le elezioni avemmo quella unica riunione di maggioranza in cui si erano fatti tanti buoni propositi rispetto a un'inversione di tendenza anche nella conduzione politica della Regione, non c'è stato alcun cambiamento di fatto, la stessa composizione della Giunta dell'ultimo rimpasto non ha prodotto l'efficacia nei risultati che tutti ci aspettavamo ed il criterio utilizzato per la scelta non è stato sicuramente quello che era stato indicato nella riunione di maggioranza che facemmo alla cittadella Catanzaro. Ed ora a Reggio Calabria, dove il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto ha ricevuto una delegazione di docenti universitari e ricercatori marocchini. Creare un ponte culturale fra Calabria e Marocco è questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto a Palazzo Campanella fra il Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto e una delegazione di docenti universitari e ricercatori marocchini in visita nella regione nell'ambito del programma di internazionalizzazione promosso dal Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea. Li ho incontrati in Consiglio regionale nella consapevolezza che bisogna oggi discutere tra università, tra comunità scientifiche, tra istituzioni, anche e soprattutto nel gigantesco scenario del Mediterraneo in cui oggi si parla solo dei problemi che il Mediterraneo porta con sé, penso alla questione dei migranti. Ecco, probabilmente affrontare una discussione che sia su due profili, uno strettamente scientifico, poter creare delle collaborazioni con l'Università del Marocco assieme alle università calabresi, reputo sia un momento importante per le università, sia per le comunità marocchine che sia per la comunità calabrese. Ma soprattutto ci apre anche una nuova discussione che probabilmente il fenomeno dei migranti e probabilmente la questione del Mediterraneo e la questione del Nord Africa
che porta con sé probabilmente si può affrontare in maniera concreta se le comunità si parlano e se si parlano le università e le istituzioni. Illustrati al presidente Irto i contenuti del progetto finanziato dal programma Erasmus Plus KA 107. L'obiettivo è creare una rete che unisca istituzioni, università e imprese fra le due sponde del Mediterraneo nell'ambito agrario, agroalimentare e forestale al fine di sostenere il rapporto tra produttori e imprese di trasformazione dei beni agricoli, mettendo a frutto il know-how del Mediterraneo e delle aziende calabresi. Io credo che su questo le istituzioni devono essere vicine alle università che creano questi momenti di scambio scientifico e culturale, anche e soprattutto per aprire una discussione sul futuro della Calabria, dell'Italia, ma soprattutto del Mediterraneo. È morta sul nascere la proposta di costituzione di un'unica autorità portuale con la città di Milazzo, avanzata dal ministro Del Rio. Quella dell'unione fra Gioia Tauro e Milazzo per il nuovo governo è soltanto una boutade. L'idea era venuta all'ex ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, a cui è seguito un successivo provvedimento legislativo che prevedeva l'unione strategica del porto di Gioia Tauro con quello di Messina e di Milazzo, sotto un'unica autorità di sistema portuale del Tirreneo meridionale a guida calabrese. E qui nasce il problema. Ne era stato designato almeno sulla carta anche il presidente, l'assessore regionale calabrese con delega alla portualità Francesco Russo. Ma tutto questo bel disegnino è rimasto sospeso in particolare per la resistenza e i veti dei siciliani, che certamente non vogliono essere secondi a nessuno e soprattutto stare sotto i calabresi. Poi sono arrivate le elezioni politiche, cambio di maggioranza e di governo e il castello costruito dall'ex ministro Del Rio sembra ad oggi sgretolarsi. La nuova maggioranza politica di Palazzo Chigi e il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, pare dalle intenzioni e dai primi passi, non voglia confermare la linea dell'ex ministro. Andrea Agostinelli, commissario dell'autorità portuale di Gioia Tauro, nel corso dell'incontro con il vice premier Luigi Di Maio, ha ribadito quanto aveva messo nero su bianco il 2 luglio scorso al capo di gabinetto del ministro Danilo Toninelli, e cioè che serve un intervento urgente per risolvere l'impasse istituzionale sulla nomina del presidente dell'autorità portuale Calabro Sicula, 2 anni e mezzo di commissariamento che il governo vuole fermare al più presto. E la linea all'orizzonte pare quella di un ritorno al passato e all'autonomia tradizionale degli scali, porti siciliani da una parte e calabresi autonomamente dall'altro. Ma su questa delicata questione sarà il ministro pentastellato a dire l'ultima parola. La problematica è troppo importante per arrivare ad una decisione affrettata e improvvisa. A Catanzaro adesso, in particolare a Piterà, dove è stata inaugurata la sede polivalente dell'Unione Cechi, un servizio rispondente alle necessità dell'intera categoria, non soltanto della città di Catanzaro, ma anche dei comuni dell'intero territorio provinciale che conta 80 municipi. Ecco il taglio del nastro della nuova sede operativa dell'Unione Cechi, sezione territoriale UICI di Catanzaro, in località Piterà, un'inaugurazione che rappresenta un momento di alto valore morale e sociale per l'attività ormai centenaria dell'associazione che opera sul territorio dal 1948 e con gli spazi adeguati può offrire un servizio ancor più rispondente alle necessità dell'intera categoria, non solo della città di Catanzaro ma dell'intero territorio provinciale. È un sogno che vogliamo condividere con tutta la città, perché seppur vero noi riabilitiamo moralmente e materialmente i ciechi, gli ipovedenti e i pluriminorati, dall'altra parte non chiudiamo la porta alle persone normodotate, alle quali offriamo azioni di prevenzione con sistematiche campagne itineranti e da oggi anche attraverso il nostro gabinetto oculistico. Siamo comunque sempre pronti ad accogliere i ragazzi per fargli fare l'esperienza del servizio civile con dei progetti mirati ai quali va fatto capire il valore della vita, il valore, la qualità, riempiendola di qualità e non di futilità. Un altro passo in avanti per rispondere alle richieste delle associazioni e dare un segnale rilevante nei confronti del terzo settore, riqualificando degli spazi e restituendoli alla collettività. Creare una struttura come l'ambulatorio oculistico che permetterà a tutti di poter tenere un po' meglio sotto controllo le loro condizioni visive, eventualmente intervenire, fare della prevenzione, evitare che certe malattie o insorgenze di malattie possano diventare qualcosa di più grave, di più complicato.
credo sia un risultato importante. Apriamo la pagina di cronaca e parliamo di contrasto alla coltivazione di cannabis da parte dei carabinieri che nell'area del Vibonese hanno scoperto altre 2000 piante. Ormai è diventato quasi un luogo comune, di certo una costante che conferma l'affermazione che la Giamaica è a pochi passi da noi, precisamente nella zona del Monte Poro, a cavallo del Nicoterese, da considerare territorio dove è più forte la produzione e la coltivazione della marijuana. Un dato confermato dagli imponenti numeri che i carabinieri hanno raccolto intorno all'altopiano del Monte Poro, dove l''ndrangheta sembra aver deciso di investire su un business che si dimostra particolarmente redditizio. La conferma, l'ennesima conferma, arriva dall'ultima operazione dei carabinieri della compagnia di Tropea che hanno individuato e sequestrato 2 piantagioni di canapa indiana. La prima, localizzata dai militari della stazione di Joppolo nella contrada Linasi, era composta da oltre 1800 piante ed era completa di sistema di irrigazione, mentre la seconda, sempre a Joppolo ma in contrada Correa, individuata dalle stazioni di Nicotera e Nicotera Marina, era composta da 108 piante, tutte oltre i 2 metri di altezza e pronte alla produzione. In entrambi i casi le ricerche sono state complicate dalla posizione naturale difficile e impervia da raggiungere. Entrambe le piantagioni, in special modo quella di contrada Correa, erano quasi inaccessibili agli occhi dei militari che solo dopo lunghi tentativi sono riusciti a penetrare le zone di coltivazione e dare esito positivo alle attività di ricerca. Tutte le piante sono state campionate e distrutte. I militari a questo punto stanno continuando ad indagare per risalire alla identificazione dei, definiamoli così, coltivatori illegali. Altre notizie, altri fatti nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Avrà inizio il prossimo 4 ottobre davanti alla Corte d'Assise di Catanzaro il processo a carico di Marco Gallo, il 32enne accusato di essere l'autore dell'omicidio di Gregorio Mezzatesta, impiegato 53enne delle Ferrovie della Calabria, ucciso in un agguato il 24 giugno dello scorso anno. Secondo le indagini, Gallo, a bordo della propria moto da enduro con targa rubata, avrebbe seguito l'auto con la quale Mezzatesta, in compagnia di un collega, si stava recando al lavoro a Catanzaro. La vittima fu uccisa con 5 colpi alla testa. Soccorsi stradali gonfiati, assolti perché il fatto non sussiste Giovanni Scalise, Salvatore Vatrano, Cosimo Mungo e Antonio Maiolo, accusati di abuso d'ufficio e tentato abuso d'ufficio. Secondo l'accusa, gli imputati, attraverso le loro ditte deputate ai soccorsi stradali o alla custodia giudiziale dei mezzi sottoposti al sequestro o a fermo amministrativo, avrebbero richiesto per il servizio somme raddoppiate o triplicate non corrispondenti alle tariffe di cartello previste dalla prefettura di Catanzaro. Cambio al vertice della questura di Cosenza, l'attuale questore Giancarlo Conticchio dirigerà il servizio affari generali della Scuola Superiore di Polizia. A Cosenza, al suo posto come nuovo questore, arriva Giovanna Petrocca. La Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ha sequestrato 55 kg di prodotto ittico di diverse specie, tra cui un esemplare di pesce spada del peso di oltre 20 kg, che erano trasportati su un automezzo intercettati in località Tonnara di Palmi. Il pesce era trasportato in assenza della documentazione richiesta dalla vigente normativa di settore ai fini della tracciabilità del pescato. Successivamente, nei pressi del lungomare, è sequestrata una partita di pescato del peso complessivo di circa 40 kg, oggetto di vendita ambulante in violazione della vigente normativa in materia di conservazione degli alimenti. Andiamo adesso a Gini Falco per scoprire nel Catanzarese l'iniziativa Rivedi il centro storico. Si chiama Rivedi il centro storico dell'iniziativa giunta alla sua 4ª edizione promossa dall'amministrazione comunale di Girifalco su input del Presidente del Consiglio Comunale, una 2 giorni voluta e pensata per valorizzare il centro storico. Il titolo dell'edizione 2018 è Il sapore della terra. Le date quest'anno sono il 27 luglio e il 28 luglio, mantiene la sua forma, la sua struttura, quella di essere un contenitore da riempire di idee e da valorizzare con il concetto culturale inteso nella sua espressione più estesa. Tante le iniziative, il 27 luglio protagonista Claudio Ranieri per parlare di sport, poi si proseguirà con una notte in cucina con un volto noto di giallo zafferano e poi il 28 luglio l'arte, la musica e la lettura tornano di scena con Carmine Abate con lo spettacolo La felicità del ritorno e altri sapori. A fare da cornice delle esposizioni artistiche di alcuni artisti girifalcesi che metteranno proprio in mostra le loro opere all'aperto, quindi all'interno del centro storico, e ci sarà anche qualche artista che farà qualche estemporanea live, quindi invito tutti a venire a conoscere questi artisti, ma alcuni sono giovanissimi.
sempre a completare questa cornice, insieme a Slow Food ed al Galles Serre Calabresi faremo una sorta di degustazione. Il luogo prescelto quest'anno, ogni anno cambiamo, è l'asse principale del nostro centro storico, ovvero Corso Roma, e da Corso Roma andremo ad occupare anche quelle che sono le adiacenze e le pertinenze del nostro centro storico. Iniziative, manifestazioni, spettacolo anche a Cosenza. Parliamo del Festival Bandistico e del live di Rocco Papaleo che animano l'estate cosentina. È partito dal Ponte di Calatrava il primo Festival Bandistico Città di Cosenza, dal titolo Il Ponte che Suona. Le bande musicali e altri artisti, dopo aver sfilato lungo Corso Mazzini, sono arrivati per il gran finale a Piazza Bilotti, dove un numeroso pubblico ha potuto godere di un bel concerto a bande unite. Cosenza diventa sempre più il centro di un'attività anche culturale, turistica, commerciale dell'intero territorio, anche quello delle bande che questa volta ha coinvolto 13 gruppi provenienti da tutto il territorio, dimostra come Cosenza ancora una volta si dimostra essere attrattiva in tutte le sue iniziative. Subito dopo è partita la grande festa in piazza 15 marzo nel centro storico, con il live di Rocco Papaleo, che ha calamitato l'attenzione di tanti turisti e visitatori. E così proprio ho cominciato a scrivere canzoni in dialetto, poi ho cambiato rotta, le ho scritte in italiano e comunque italiano o dialetto la mia carriera di cantautore non è mai decollata. Cosenza offre un cartellone molto ampio che dà la possibilità a tutti quanti, dai giovani che possono godere della musica all'interno del centro storico con il calendario di invasioni, a quella del concerto bandistico, un tutt'uno, questa città, la città vecchia, la città nuova, che regalano tanta gioia, regalano tanta bellezza, regalano tanta armonia, ma soprattutto tanta felicità. Sì, io che mi chiamo Rocco, sposerò una marocchina, quelle vite un po' così. È stato confermato il decreto con il quale il Presidente della Repubblica il 22 marzo scorso ha disposto la proroga dello scioglimento del Consiglio Comunale di Tropea, l'ha deciso il TAR del Lazio con un'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta dei consiglieri di minoranza e coordinatore cittadino di Forza Italia di sospendere il provvedimento presidenziale. Adesso lo Sport, terminata la fase di raduno da parte del Cosenza Calcio che oggi pomeriggio ha lasciato lo stadio San Vito Gigi Marulla per recarsi a San Giovanni in Fioio, dove da domani cominceranno le attività di preparazione atletica dopo i test e le visite svolte in questi giorni. Il gruppo guidato da Piero Braglia durante le 2 settimane di ritiro effettuerà degli allenamenti congiunti presso l'impianto sportivo Valentino Mazzola con la Morrone martedì 24 luglio e Corigliano sabato 28 luglio. Intanto la società ha comunicato di aver rinnovato il prestito del calciatore Mattia Trovato. Domani alle 15 si terranno i sorteggi per la partecipazione alla Team Cup che vedrà impegnate Cosenza, Rende e Vibonese. Scenderanno in campo i Lupi il 5 agosto nel secondo turno. E adesso il meteo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Sull'Europa orientale continua a persistere una massa d'aria instabile, mentre sulla Gran Bretagna, Francia e Spagna occidentale si estende una saccatura di origine nord-atlantica, con cui probabilmente anche la Calabria dovrà fare i conti tra domenica e lunedì prossimi. Tra queste due grandi figure bariche invece è presente un timido promontorio anticiclonico africano, che sarà in grado di garantire tempo tutto sommato stabile fino a sabato, quando oltretutto si toccherà il picco del caldo. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Venerdì. Sereno poco nuvoloso ovunque. Durante le ore centrali della giornata, aumento della nuvolosità uniforme sulle zone montuose, in particolare su Pollino e Sila Piccola. Saranno possibili anche rovesci sparsi, impossibile sconfinamento sull'Alto Catanzarese Ionico, al confine con la provincia di Crotone. Temperature stazionarie. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Venerdì. Mari poco mossi, venti da nord-ovest sul Tirreno, a regime di brezza sullo Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci, al prossimo appuntamento. Siamo ai saluti, l'appuntamento con l'informazione torna nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito, arrivederci e buona serata.